dare la parola ad un'altra persona, anche lei è castelnuovese, ma nel profondo, anche se è nata lontano, è nata in Colombia, è nata a Medellin, e anche se lei ha molti cognomi, si chiama Velázquez di Domenico, ma voi sapete quando Domenico è, diciamo, uno dei colombiani, quel di Domenico che è partito da Castelnuovo all'inizio del Novecento per sfuggire alla povertà di Castelnuovo. C'è un bellissimo libro che si chiama Olimpia, scritto in spagnolo, e Leonora ha cominciato a tradurre e per il quale abbiamo preso l'impegno di farlo insieme, di finirlo insieme e di pubblicarlo in italiano. È una bellissima storia. Questo castelnuovese ha fatto in Colombia il cinema più grande di tutto il mondo dell'epoca. Lei discende da questo. Possiamo dire che Leonora è venuta qui a Castelnuovo e che sta adesso portando anche un altro castelnuovese, che è il nostro amico Claudio, che ho conosciuto ieri, che è il suo compagno e che verrà anche lui a Castelnuovo ad arricchire la nostra comunità. Possiamo dire che lei non è di Castelnuovo, lei è molto più di Castelnuovo rispetto a altre persone, ma ecco, arricchisce la nostra lista, è un artista, è una persona di grande sensibilità, ha accurato, ma anzi quasi stata lei a dopo aver visto che presentava la lista di candidarsi con me, io le do immediatamente la parola. Grazie futuro sindaco. A voi tutti buongiorno, vi ringrazio per essere qua e approfitto per ringraziare Francesco Custode e la sua famiglia per la bella amministrazione che avete fatto in questi ultimi 5 anni. Il nostro futuro sindaco ha detto abbastanza di me, mi è mancato soltanto dire che prima di essere artista io ho lavorato in Colombia con organismi senza scopo di lucro, perché io ho altre lauree, tra cui amministratrice. Quindi non sono soltanto innamorata dei colori, sino che sono innamorata dell'amministrazione e perciò mi sento in capacità di dare una mano a aiutare questo paese, di cacciarlo dall'ostracismo, dall'oblio. A me mi interessa questo paese e voi lo sapete, da 12 anni che abito qua, nonostante la sfida fatta da qualcuno quando ho espresso il mio desiderio di rimanere a Castelnuovo. Con queste parole vi ha detto che ci viene a fare qua, qui non c'è niente da fare. Qualche volta qualcuno mi ha cacciato la rabbia e nel bar sono andata a dire: qui non è che non c'è niente da fare, è che tutto è da fare che è diverso, tutto sta per farsi. E io sono qui presente, dando appoggio e sostegno a questa lista numero 1, perciò è la numero 1, prima uno che due, per fare di questo paese un posto degno da abitare, perché io vorrei vivere il resto della mia vita qua, quindi non mi posso permettere che questo paese muoia. Per chi non lo sa, perché già quasi finisco, Buddha non era buddista, Gesù non era cristiano, Mahoma non era musulmano, ma hanno fatto del suo servizio, del suo amore all'umanità una loro religione. È questo che ci muove a noi qui, seduti davanti a voi, a fare questo servizio per Castelnuovo. Lo stiamo facendo proprio per amore, perché vogliamo benissimo questo paese, perché non lo vogliamo far morire. E questo è il mio motto, che mi permetterà di lavorare per tutti voi. L'amore per questo paese, così dovrebbe essere. E per finirla, chi lavora per amore, sempre le sue opere verranno ben fatte. A voi.
Grazie, mi affido a voi, fidatevi di nostro futuro sindaco Francesco Di Geronimo e